Oggi per noi questa giornata assume un significato particolarmente speciale perché finalmente mettiamo la parola fine ad una vicenda complessa che è iniziata nel lontano 2011 e che ci permette oggi di consegnare ai nostri assistiti una nuova struttura che ospiterà le attività dell'SPDC, quindi servizi psichiatrici di diagnosi cura, tutte le attività della salute mentale delle dipendenze, ma anche tutte le attività ambulatoriali dell'azienda. E questo spostamento in realtà darà il via a tutta una serie di percorsi di riorganizzazione aziendali e mi riferisco in particolare all'ampliamento del pronto soccorso e contestualmente il trasferimento degli ambulatori ospedalieri permetterà l'avvio immediato del cantiere della cistoscopia, che è ovviamente propedeutico e indispensabile al trasferimento dell'urologia, che come prevede la norma deve essere collocata all'interno dell'ospedale sede di Dea. Quale importanza ha questa palazzina comunque per il suo comitato? Ma per il mio comitato, per tutte le persone ha una grandissima importanza. Siamo felicissimi di questa inaugurazione, però vorrei dire una cosa, che tutti noi ci dovremmo vergognare di aver aspettato così tanto, di non aver fatto niente per far accelerare questa inaugurazione, perché la palazzina è pronta da 2 o 3 anni e per questioni burocratiche è stata stoppata. E che cosa è successo? Che ha bloccato un po' tutta la riorganizzazione della rete ospedaliera. Per quanto riguarda comunque i nuovi spazi per il pronto soccorso, come tempistiche saranno di che tipo? Ma certamente ci sono tutte le procedure di gara previste e quindi io mi auguro nel più breve tempo possibile. Ecco, questo però è affidato poi a tutte le procedure di gara. La volontà e l'indirizzo politico è forte e quindi sicuramente si andrà celermente.